Oggi è venerdì 25 giugno 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque, ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. «25 giugno 1876. Nei pressi del torrente Little Bighorn, nello stato americano del Montana, si svolge una sanguinosa battaglia che mette di fronte il 7° reggimento di cavalleria dell'esercito degli Stati Uniti e una forza combinata di nativi appartenenti a Sioux Lakota, Cheyenne e Arapaho. La battaglia rientra nella guerra per le Black Hills, territorio ritenuto dai Lakota di importanza mistica e culturale, oltre che terreno di caccia, dove si era concentrato l'interesse dei cercatori d'oro entrati illegalmente nell'area. A Little Bighorn, di 12 compagnie della cavalleria statunitense, 5 vengono completamente annientate e le altre, dopo 2 giorni di assedio, subiscono pesanti perdite. In battaglia cade anche il comandante delle truppe statunitensi, il famoso tenente colonnello George Armstrong Custer. Personaggio al tempo stesso leggendario e controverso, Custer era stato retrocesso dal grado di generale a causa del suo carattere particolare e della sua insubordinazione. A causa della sconfitta, l'esercito statunitense intensifica la campagna militare e viene proclamata la legge marziale nelle riserve indiane. Il capo dei nativi, Cavallo Pazzo, viene attirato con un inganno a Fort Robinson e ucciso da una sentinella. I villaggi vengono assediati e i nativi sono costretti ad arrendersi per la mancanza di rifornimenti, accettando di essere confinati nelle riserve. Alla base della disfatta c'è un grave errore di valutazione di Custer. Pensa che i nativi si comportino come d'abitudine in altre occasioni, in cui invece di difendersi sul luogo si erano spostati perché, essendo nomadi, non avevano interesse a difendere il loro villaggio. Così dà ordine alle sue compagnie di dividersi per poter poi lanciare alcune all'inseguimento dei fuggitivi e colpirli durante la fuga. Questa volta i nativi non fuggono, affrontano le restanti compagnie di Custer e quando arrivano i rinforzi è ormai troppo tardi.